Allora, molto interessante anche questa prima serie assoluta dei 200 rana con il gruppo Imola Nuoto a centrovasca, Poggio alla 3, Castello alla 4 e Saladini alla 5, specialisti della rana naturalmente, con Bressana anche in corsia 6, più giovane lui, che ha vinto il titolo giovanile ai Criteria, mentre Castello e Saladini vantano finali agli assoluti, e di Poggio abbiamo detto ieri doppio bronzo e Universiadi di Napoli. 30 e 17 Poggio, Castello 30 e 36, Saladini 30 e 62. Intanto presentiamo la seconda serie dei 200 rana ragazze. Corsia numero 1 Benedetta Zen, alla 2 Cora Bohem, in corsia numero 3 Sofia Zandonà, alla 4 Rachele Deste, alla 5 Vittoria Soprano, alla 6 Sofia Conte, alla 7 Elena Rampazzo, alla 8 Giulia Rocco. Saladini specialista proprio dei 200 rana, quarto in vasca corta agli assoluti, Castello che passa in 1.4 e 42 davanti proprio a Saladini, 1.4 e 93 i loro personali. Saladini 2.8 e 73 al 16° di sempre in Italia, Castello 2.9 e 25 è il 21° all time. Quindi Federico Poggio in corsia numero 3, specialista lui delle gare un po' più brevi della rana, 50 e 100 metri. Quindi torniamo là davanti per vedere la situazione ai tre quarti. Castello 34 e 30, Saladini guadagna 5 centesimi, 34 e 25. Quindi Bressan per la terza posizione stabile in corsia 6. Siamo all'ultima virata, 175 metri, ancora Castello a condurre, Saladini ad inseguire. Ultime bracciate quindi per vincere qui al meeting di Halloween i 200 rana maschili, ed è in corsia 5. Mette le mani davanti proprio nel finale per 2 centesimi la vittoria Stefano Saladini, 2.13 e 06 su Andrea Castello, che cede proprio l'ultima bracciata ed è secondo, 2.13 e 08. Quindi Bressan terza piazza, 2.16 e 25.